Una legge regionale per fermare il fenomeno dilagante della ludopatia è questo l'obiettivo al quale vogliono giungere i consiglieri regionali del PD in Veneto. Claudio Sinigaglia è in prima linea per contrastare le problematiche legate al gioco d'azzardo patologico. Ci sono tanti casi patologici ormai, quindi abbiamo bisogno di intervenire con una legge appropriata per attivare interventi di prevenzione, di formazione e di informazione. La legge prevede anche una premialità per gli esercenti che non collocheranno le slot machine, le videolottery nel proprio negozio, nel proprio bar, nella propria tabaccheria, e poi l'istituzione di un numero verde in modo tale che chi ha problemi possa rivolgersi in maniera tale da avere il consiglio giusto dove rivolgersi. I numeri parlano chiaro: su una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, più della metà, 2 milioni e 700 mila persone tra i 18 e i 74 anni, hanno giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Dai 63.500 ai 190.000 sono i giocatori problematici, tra i 25.000 e i 110.000 sono patologici. Nel solo Veneto sono stati spesi 670 euro per abitante nei 10 mesi, gennaio-ottobre 2012, pari a 3,35 miliardi di euro. Il gioco d'azzardo è la terza industria italiana dopo Eni e Fiat e nel 2013 i consumi per i giochi sono arrivati a toccare 90 miliardi di euro di fatturato legale. Sono in media 10 le chiamate quotidiane che arrivano al numero verde 800 62 9780, unico call center attivo in Italia che fa capo all'unità locale e sociosanitaria di Padova. Sono meno del 10% quelli che si rivolgono e che hanno paura o timore nell'affrontare questo problema, che invece se affrontato in maniera corretta si può risolvere.